Si è svolta stamani presso la prefettura di Agrigento la manifestazione, è divenuta ormai ricorrenza nazionale, del giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe. L'iniziativa, promossa d'intesa con l'ufficio scolastico provinciale, ha visto la partecipazione di una folta rappresentanza di studenti del liceo classico, la testimonianza del professore Svettini, rimasto coinvolto nei tragici fatti che hanno interessato la Dalmazia. Hanno partecipato anche dei cittadini extracomunitari ospitati in una comunità agrigentina. Durante la cerimonia la consegna di alcune medaglie e diplomi concessi dal Presidente della Repubblica in memoria di cittadini del territorio agrigentino vittima della strage. E sono Filippo Coniglio di Cammarata, Antonio Di Gioia di Canicattì, Calogero Sardo Cardalano di Agrigento. Presenti per l'occasione, oltre ai familiari delle vittime, i sindaci di Cammarata, San Giovanni Gemini e Canicattì. Nel corso dell'evento anche l'esibizione della studentessa liceale Manuela Di Fede al violino. Una giornata innanzitutto che risponde anche a una legge specifica dello Stato italiano. Non si è voluto comunque, posto che sono stati consegnati 3 riconoscimenti alla memoria di persone, le hanno ritirate i parenti insieme ai sindaci dei comuni interessati, persone vittime delle foibe. Si è cercato comunque di non fare un qualcosa che sia solamente istituzionalmente doveroso, ma non solamente istituzionale. Questo attraverso il coinvolgimento innanzitutto della consulta provinciale studentesca e del provvitorato agli studi, per cui i ragazzi che hanno letto brani che sono stati dirette testimonianze delle ingiustizie, delle sofferenze e delle violazioni dei diritti umani che si sono verificati durante quel periodo. Ci sono state anche testimonianze dirette. Il signor Svettini in particolare ha raccontato di lui da piccolo, ha vissuto direttamente quel clima angosciante e triste e buio, ma oggi lo ha raccontato, portando anche il quadro del paese da cui lui viene, riferito a quelle terre. Questo ricordo dovrebbe far meditare sul fatto che la storia non è una buona maestra, anzi una pessima maestra, perché è scritta dai vincitori. Ai vinti rimane soltanto un diritto di cronaca e marginalmente una giornata del ricordo. Questo come conseguenza c'ha che le stragi contro l'umanità, i crimini contro l'umanità si continuano ancora e sono sempre continuati.